Pensiero del giorno, venerdì 20 dicembre. Eccomi. Non riusciremo mai a comprendere appieno il valore di vivere il momento presente. Quello che è certo è che se vivo il presente, Dio è con me, in quello che vuole per me, in quel momento e nella sua grazia attuale. Se non lo vivo, Dio non è con me e io non sono con Lui. Spesso siamo ansiosi di cercare modi per raggiungerlo, per essere migliori, per diventare santi. Ma perché cercare vie se la via è Lui? Ed Egli è lì, eternamente presente, ad aspettarci in ogni momento della vita che ci è data per entrare e collaborare con noi, per operare con noi e in noi e per farci compiere opere degne di essere figli di Dio. In breve la vita sarebbe semplice, noi la complichiamo. Basterebbe inserirsi bene nel presente con tutte le sue gioie, i suoi imprevisti, i suoi dolori, le sue fatiche dovute e tutto scivolerebbe da solo come se un potente razzo ci trasportasse verso la beata eternità. Chiara Lubick, Tornare al presente, Città Nuova, editrice. Parola di vita, dicembre 2024. Nulla è impossibile a Dio. Dal Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 37.